Continuiamo ora con Gianfranca Salis, che parlerà dei segni del sacro, aspetti del culto nella Sardegna nuragica. Grazie, innanzitutto ringrazio gli organizzatori, il Comune, Mauro e Fulvia Lo Schiavo per l'invito a questa giornata che si sta rivelando molto interessante per la ricchezza dei contributi che mi hanno preceduto e che ho trovato molto interessanti, anche perché hanno affrontato degli argomenti, diciamo, di carattere anche metodologico, che nel campo dello studio del culto e della religiosità nuragica sono fondamentali, perché si tratta di come dire, di un campo di studi in cui l'aspetto dell'interpretazione è molto forte. L'archeologia ci restituisce dati materiali, ci restituisce i risultati delle azioni, ci restituisce degli oggetti che l'archeologo è chiamato poi ad interpretare applicando delle categorie che non sono quelle categorie legate al pratico, all'attività pratica e alla vita quotidiana, diciamo, ma che si collegano a un mondo spirituale, a un patrimonio di intenzioni, a una serie di idee, diciamo, degli aspetti astratti che i diretti protagonisti non ci possono raccontare. E quindi molto spesso è un campo anche scivoloso, in cui il rischio di, come dire, sovraccaricare con sovrastrutture moderne quelli che sono i rinvenimenti degli scavi archeologici è molto forte. Nell'archeologia nuragica il campo del culto, della religiosità è uno, diciamo, dei settori di indagini che che negli ultimi anni ha avuto anche un notevole approfondimento e che ha restituito nuovi dati, che ci rivela un mondo molto complesso e tra l'altro anche stratificato, perché quando andiamo appunto a parlare di religiosità nuragica ci dobbiamo comunque, dobbiamo sempre tenere presente che ci sono fasi cronologiche diverse, anche fasi con manifestazioni culturali diverse e spesso queste manifestazioni hanno una linea di continuità, altre volte invece mostrano anche delle discontinuità oppure delle sovrapposizioni che rendono ancora più difficile interpretare seguire, diciamo, la ricostruzione di questi aspetti. Oggi, ecco, ci affidiamo, sicuramente ci sono alle strutture che sono ormai riconducibili ad ambiti sacri, ci sono le tipologie, i tipi di monumenti appunto raccolti all'interno di ricostruzioni tipologiche che ci orientano a attribuire al sacro alcuni siti. Ci sono gli oggetti che sono sicuramente ricondotti al sacro e che spesso sono fissati negli strati in gesti e come dire, riportano a dei gesti che sono ripetuti e che quindi dovevano essere evidentemente dei riti riconosciuti nella cultura nuragica. Ma ci sono anche tanti altri aspetti che ci sfuggono e che rendono a volte difficile come dire, districare tutti gli aspetti di questa problematica. Sicuramente uno dei tipi di architettura sacra in cui questo discorso si rende più palese è quello del Tempio a Pozzo. Perché il Tempio a Pozzo? Il Tempio a Pozzo è appunto una struttura tipica della religiosità nuragica, ma è anche una struttura che doveva avere una funzione di
di quotidianità, una funzione importante per la comunità e per la vita quotidiana appunto delle popolazioni che vivevano in quell'insediamento. E non sempre è facilissimo distinguere quando il pozzo effettivamente ha avuto un ruolo prevalentemente religioso e quando invece legato alla religione, e quando invece il pozzo è stato come dire, utilizzato soprattutto in una vita quotidiana. Faccio questo discorso ovviamente tenendo sempre però ben presente che nelle società antiche, soprattutto quelle protostoriche, la separazione tra religione, tra religiosità, diciamo, tra aspetti che oggi noi riconduciamo alla religiosità e quotidianità non è netta, perché sicuramente le categorie che già queste categorie che noi spesso applichiamo fanno più parte del pensiero moderno e sicuramente non del pensiero antico, però ci sono chiaramente delle strutture che vengono degli edifici che vengono realizzati prevalentemente con una finalità religiosa e degli edifici che invece, come dire, vengono realizzati prevalentemente con una finalità, come dire, legata ad aspetti pratici. E vorrei appunto, il Tempio a Pozzo, diciamo, e questa è una di queste, vorrei iniziare con questo discorso per rendere un po' più chiaro questo discorso. Inizio da un monumento che è anche come dire, che è largamente citato nella letteratura proprio come un esempio di struttura cultuale, tra l'altro collegata all'edificio simbolo della civiltà nuragica, cioè il nuraghe. Parliamo del pozzo di Cucuru Nuragi. Fu oggetto di uno scavo importante di Enrico Azzeni, parliamo però degli anni 60, successivamente sono stati fatti delle altre attività, diciamo, comunque più legate al restauro e alla conservazione. Il sito è stato anche oggetto di uno scavo dell'Università di Cagliari, però nelle pendici di questa collina su cui sorge il pozzo, quindi di fasi successive rispetto alla sommità, che appunto invece è stato oggetto di un intervento recente curato dalla soprintendenza, ma in collaborazione anche con Alfonso Stiglitz e Aveliba, che comunque hanno sempre collaborato e lavorato sulla collina di Cucuru Nuragi. E in realtà appunto l'intervento aveva soprattutto finalità conservative. Questo è l'interno del pozzo con la ghiera. Ecco, il pozzo appunto è noto anche per le caratteristiche, per la caratteristica canna che si estende in modo impressionante appunto lungo tutta la collina. Ecco qua. Però in realtà poi quando abbiamo effettuato diciamo un'esplorazione sistematica di tutta la sommità della collina, ci siamo accorti che il nuraghe non c'era, quindi le pietre in realtà, allora la sommità della collina è in realtà un bancone di marna e alcune pietre conservate di quello probabilmente che doveva essere un edificio nuragico, oggi in realtà sono posizionate alla rinfusa, parte sulla marna, parte su pietre sulla terra e anche sconvolta. Si notano delle tracce, ma in realtà il nuraghe, così come lo avevamo come dire immaginato, come lo si era immaginato al momento dell'intervento sul pozzo, non è presente. Il pozzo, liberato dalla struttura che comunque lo ha protetto per anni, si è rivelato avere questo tipo di costruzione, di struttura, diciamo, in superficie e tra l'altro di essere in parte scavato sulla marna. Quindi il pozzo è già scavato sopra la marna e si è scavato proprio nella marna che sta sulla collina. Allora, l'esplorazione era interessato veramente tutta la sommità della collina, anche alla ricerca
di eventuali oggetti che potessero in qualche modo, come dire, ricondurre questo tipo di architettura dell'acqua, che è molto diversa, diciamo, dai templi a pozzo che conosciamo, in qualche modo a oggetti che potessero in qualche modo appunto ricondurci a quell'ambito che in genere a quei contesti che in genere si rinvengono nei luoghi di culto, quindi i processi dedicatori di offerta che sono tipici dei centri dove l'acqua è divenuta oggetto di culto. In realtà di questi nessun elemento di questo tipo è stato rinvenuto nell'areale, per cui in realtà l'idea che questo fosse, come dire, legato strettamente, specificatamente al culto, è un'idea che insomma non emerge almeno dai dati che ha restituito l'esplorazione sistematica della sommità della collina. Ecco, diverso è il caso appunto di altre strutture che sono attualmente in corso di restauro, sempre da parte della soprintendenza, che invece i segni del sacro le restituiscono in modo, come dire, palese. Queste siamo a Mazzanni, Valle Hermosa, la quantità di basi per offerte che si ritrovano anche ormai appunto solo con il piombo e la base, in questo caso di una spada votiva inserita nei blocchi e si ritrovano nei crolli, ma si ritrovano anche spesso riutilizzati no, questo è un altro. Riutilizzati, vabbè, non si vede. Mi sono dimenticata la diapositiva. Comunque riutilizzati anche nelle murature, e questo ci racconta anche, come dire, di un rito che cambia, di strutture che vengono ampliate, ma che riutilizzano frammenti di un rito passato come materiale in modo anche indifferenziato. Evidentemente non avevano più quel significato, queste basi non avevano più quel significato originario, e comunque si era perso, diciamo, il senso del sacro, avevano perso il senso del sacro per chi poi le ha riutilizzate come materiale da costruzione. Il pozzo, l'altro intervento che stiamo portando avanti è il pozzo di Ispiroisa Villa Puzzu. Questo monumento, come dire, è stato scavato in varie fasi negli anni passati. L'intervento qui nasce come ampliamento degli scavi precedenti. Qui il rimaneggiamento che ha interessato soprattutto si è interessato soprattutto nell'età, che ha interessato il monumento soprattutto in età romana, è molto importante e ha raggiunto anche in alcuni punti gli strati basali, però ecco l'esplorazione sistematica e come dire, la setacciatura minuziosa di tutta la terra restituisce comunque quegli elementi che riportano a processi dedicatori di offerta tipici della religiosità dell'acqua, come nella foto piccola vedete proprio un frammento di base col piede del bronzetto ancora infilato che è stato recuperato nella setacciatura della terra. Tra l'altro il pozzo sta rivelando non sta restituendo tantissimo materiale, ma si sta rivelando molto interessante dal punto di vista delle caratteristiche architettoniche. Il pozzo, vabbè, lo conoscete, è noto per le due tolos sovrapposte, le due camere sovrapposte, quella inferiore per attingere l'acqua e quella superiore invece completamente chiusa, però ecco, con un'esplorazione più ampia sta rivelando anche questo particolare inserimento nel bancone roccioso che è stato tagliato e sagomato proprio per, come dire, fa parte integrante di questa struttura, di questa importantissima struttura che è appunto sicuramente una struttura che è stata cultuale. Stesso discorso possiamo fare per le fonti di Montenugi. Le fonti di Montenugi, che sono molto particolari come architettura, riportano alcuni elementi dell'architettura dell'acqua. Vedete la scala, diciamo, rovescia di una delle fonti,
che si trova accanto a questo grande vano circolare dove sotto la pavimentazione è possibile vedere dei canali che, come dire, che distribuivano, che sono strettamente collegate con la risorgiva, con la sorgente dell'acqua. Anche qui il rinvenimento di oggetti miniaturistici e elementi di bronzo gli fa dare anche un utilizzo di tipo cultuale. Quindi oltre all'architettura, alle forme architettoniche, però anche gli oggetti che fungono da indicatori. Quindi il Tempio a Pozzo rappresenta solo una dei tipi che fanno parte della tipologia delle strutture sacre, che sono appunto ascritte all'età nuragica. Oggi ne conosciamo una grandissima varietà. Il Monte Inugi sicuramente è una tipologia diversa, un tipo diverso rispetto a quelle già note. Abbiamo, oltre ai templi a Pozzo, ci sono i templi a Megano, le rotonde con bacile. Forse, ecco, il lavoro di associare l'oggetto in modo sistematico, l'oggetto e anche il rituale e il culto che in ogni poi sito, in ogni particolare struttura si ritrova, aiuta anche a distinguere quello che doveva essere la varietà della religiosità nuragica, che certo non era solo orientata all'acqua, non era solo orientata agli antenati o al culto, diciamo, del cosiddetto culto dei morti, ma aveva, diciamo, tutta una varietà sicuramente aveva una varietà notevole di forme, dove l'acqua sicuramente ha un ruolo importante, ma non è solo non è solo oggetto di culto, ma è anche strumento di culto. Un sito che, come dire, ci aiuta a capire questa varietà, perché associa tutta una serie di monumenti appartenenti a diversi tipi, espressioni di diversi tipi monumentali, è quello di Sarquis Forros a Villa Grande, che oltretutto è anche un importante centro metallurgico, perché appunto, come è stato anche fatto notare negli interventi precedenti, la bronzistica votiva è sicuramente uno degli elementi, e la ricchezza del bronzo è uno degli elementi che si associa ai siti cultuali. Il sito ormai è noto, sono tanti anni che sono state fatte delle ricerche in quest'area, sono presenti i 2 templi a Megaron, sono state scavate poi delle insule, alcune delle quali 2 insule, una integralmente, che peraltro contiene all'interno i famosi vani con bacile, che appunto ormai sono abbastanza diffusi si ritrovano insomma in tutta la Sardegna. Questa tra l'altro è un'immagine prima degli ultimi scavi, e anche per esempio se facciamo delle considerazioni su questi 2 templi a Megaron, vedremo che ci sono delle differenze. Il primo tempio a Megaron, il primo scavato, quello che appunto si vede su questo sul lato a destra, e contiene all'interno una struttura di canalizzazione dell'acqua che ha fatto pensare che appunto l'acqua in qualche modo avesse all'interno del rito che si praticava in questo tempio un ruolo e fosse quindi uno strumento del culto ivi praticato. Nell'altro tempio a Megaron, che è l'ultimo scavato, avete appunto già visto l'altare che ha nella parte alta la forma di un coronamento delle nuraghe, e che tra l'altro è appunto nella parte superiore concavo e conteneva un focolare rituale, quindi un focolare che appunto noi possiamo ritenere rituale, visto anche la posizione nell'ultimo ambiente del tempio. Certo, anche la finezza dell'architettura,
che fa ricorso a tipi littici non presenti nella zona e anche difficilmente recuperabili. C'è appunto, vabbè, a parte il basalto che è più comune, questa pietra chiara che è una sorta di che è una calcarenite difficilissima da recuperare e che non fa parte delle tipologie dei tipi, diciamo, di roccia che si ritrovano in territorio di Vella Grande, anche nella reale, ci fa capire quindi anche quale sforzo costruttivo che chi realizzò questo altare mise nella creazione, scelta delle pietre, nel scolpire i diversi elementi che fanno parte del coronamento. Quindi sicuramente al sacro, diciamo, alla spinta che funge a realizzare delle costruzioni che sono anche, come dire, antieconomiche in un progetto generale di lavoro, fa parte di quegli elementi che ci aiutano appunto a distinguere il sacro e il non sacro. Quindi 2 templi a Megaron nello stesso sito, ma sicuramente con due elementi diversi. Da una parte le canalizzazioni, dall'altro l'altare a modello di nuraghe, e quindi evidentemente con due anche significati e due casistiche diverse che rinvenute nello stesso sito ci fanno capire ancora di più quanto doveva essere ricca e variegata la religione nuragica, la religiosità nuragica. Queste sono le 2 insule connesse connesse appunto a questo grande insediamento. Appunto l'insula che vedete a destra è quella con le rotonde, invece l'insula che vedete a sinistra non è ancora lo scavo che ha restituito l'insula di destra anche le tracce di fusione. Invece l'insula di sinistra è quella che ancora non è stata, il cui scavo non è stato completato, ma che forse è la più famosa perché ha restituito i 3 famosi ripostigli di bronzo che sono per consistenza, di metallo anzi, perché il metallo era vario, che sono per consistenza uno dei rinvenimenti più importanti nell'ambito appunto della metallotecnica, nello studio della metallotecnica nuragica. Allora erano 3 ripostigli, anche questi sono noti, insomma il primo ripostiglio che era appoggiato all'ingresso della capanna 2, il secondo ripostiglio quindi che era l'ingresso che è quello diciamo l'ultimo posizionato, il più recente, il ripostiglio 2 che invece era sotto il piano pavimentale all'interno di un grande dolio ad X, e il ripostiglio 3 che invece si trova nell'altro vano, il vano denominato 4, che è un vano invece rimaneggiato, che ha subito vari rimaneggiamenti, quindi comunque che è probabilmente appunto quello che è stato anche utilizzato più a lungo. Ecco, qui abbiamo alcune delle immagini, il dolio che era posizionato dentro questo buco sotto il piano pavimentale, ricavato nell'affioramento roccioso. Ed è interessante anche questo posizionamento perché significa che appunto il vaso era peraltro incastrato dentro questo alloggiamento, per cui il ripostiglio si è formato in momenti diversi, ma si è formato all'interno di un vaso che non poteva essere agevolmente spostato. E tra l'altro, il contesto, il complesso dei materiali erano vari, di diversi periodi, ma sostanzialmente insomma si è formato dal bronzo finale fino a fasi anche molto avanzate, perché siamo fino al VI secolo avanti Cristo, con oggetti peraltro di produzione locale, ma anche di chiara importazione, come il simbolo di, o comunque non locale, come il simbolo di Tanit o altri scarabei. Questi
però ci sono navicelle, ci sono anche oggetti che richiamano appunto quelle modalità di culto più note in ambito nuragico, i frammenti di bronzi figurati che sono stati appunto immagazzinati, ammassati dentro questo vaso insieme a tanti altri frammenti dalle navicelle. Poi vediamo il piede di bronzetto che in origine doveva essere incastrato nella base votiva con il piombo, ma vediamo anche tutti gli altri oggetti che fanno parte, insomma, ben noti nei contesti santuariali e templari nuragici come oggetti di uso personale, accette miniaturistiche, frammenti di navicelle, le fibule che ugualmente sono di varie tipologie, di vari tipi, hanno un ampio cronologico molto alto, e poi anche il ferro. Questo però viene dal ripostiglio 1, che è quello più recente, cioè quello appunto posizionato all'ingresso, oppure anche questa mano che anche questa siamo alla fine del VI, che fa parte appunto di un'idria di cui esistono veramente pochissimi esemplari, che era un oggetto di grandissimo pregio che evidentemente è finito a Villa Grande nell'ambito di qualche come dire, di qualche scambio, di qualche dono tra aristocrazie appunto e qualche patto tra appunto le comunità insediate a Villa Grande e aristocrazie invece di ambito tirrenico. Tra l'altro, che questo ampio arco cronologico che troviamo nel ripostiglio 2 è anche ampliato dal ripostiglio 3, dove invece si scende anche fino agli inizi del quinto, e anche qui sono oggetti che riportano ad ambito, come dire, ad ambito tirrenico, ambito etrusco sicuramente, ma associati a una navicella nuragica che in questo caso fungeva da lucerna. Quindi la presenza del tripode, la presenza delle brocchette in lamina bronzea, i bacini in lamina associati ad una navicella che è stata riutilizzata come lucerna, come dire, ci spinge anche come dire, a leggere questi cambiamenti che sono avvenuti in quest'area santuariale, che evidentemente si è adeguata a costumi, ha recepito costumi che erano esterni alle comunità strettamente nuragiche, e che però si muove nel solco della continuità, perché utilizza le stesse strutture, ma anche utilizza le stesse, come dire, gli stessi oggetti che facevano parte di altri ambiti votivi, e li conserva probabilmente per la rifusione, ma comunque li tiene all'interno di quella pratica di tesaurizzazione che invece sappiamo essere tipica della civiltà nuragica. Chiaro che quando si analizzano contesti di questo tipo le problematiche sono ancora più acuite, cioè questi oggetti che in altre culture, diciamo, hanno un significato, sono state poi adottate dalla comunità nuragica con lo stesso significato, oppure sono state rifunzionalizzate e gli è stato, come dire, sono state caricate di altri valori più attinenti a quella che doveva essere la comunità locale. E questo chiaramente, finché è una problematica ancora aperta, e tra l'altro una delle più difficili secondo me da risolvere. Ecco, questa è sempre l'insula 2, su cui, cioè l'insula appunto di cui parliamo, su cui però vi vorrei, l'elemento su cui vi vorrei far puntare l'attenzione però sono le nuove strutture che sono emerse poi negli ultimi scavi. Anche qui siamo andati per fare degli interventi di restauro, invece poi sono venute fuori altre strutture che hanno, come dire, reso ancora più, hanno aperto altre problematiche, e piuttosto che chiarirci dubbi sull'insula, sui rinvenimenti insomma dell'insula 2, hanno aperto altre prospettive e ci hanno messo altri interrogativi. Allora, a fianco del Vano 3 e del Vano 4
che vedete a fianco del vano 3, diciamo addossata al vano 3, infatti è stata messa in luce, è venuta fuori questa struttura gradonata che appunto appare è accessibile tramite una scala a gradini posta tra l'insula e la gradonatura stessa. È chiusa sul davanti con un muro, tenete conto che ne è stata scavata solo una parte perché la struttura gradonata continua, è chiusa da questo muro che ha 3 varchi che portavano poi su un cortile lastricato, un ampio cortile lastricato collegato sempre con quest'insula 2, quindi con l'insula dei ripostigli, e sicuramente la struttura va comunque letta in associazione con l'insula con quest'insula. Ecco, qui sono alcuni particolari, anche in corso di scavo. La struttura gradonata è appoggiata a un affioramento roccioso, ne sfrutta anche la pendenza. L'affioramento roccioso continua ancora per un lungo tratto, quindi è molto probabile che tutta questa struttura sia stata in qualche modo realizzata fino appunto a seguire tutto l'affioramento roccioso. Ecco qua. Qui vedete con immagine un po' più ampia che aiuta a vedere il cortile lastricato, i passaggi, la struttura gradonata e l'insula appunto ancora in fase, l'insula 2. Allora, quando appunto un tipo di struttura di questo tipo, un tipo di struttura che non ha tantissimi, cioè non ha confronti puntuali con altre, è ancora più difficile da leggere, perché effettivamente ci sono in ambito nuragico delle architetture che richiamano questa sistemazione, ma che hanno delle caratteristiche diverse. Qui abbiamo Romanzesu, la struttura gradonata collegata con il pozzo, che però ha una stretta appunto connessione col pozzo, e quindi, come dire, ne possiamo fare sicuramente un confronto di tipo strutturale, l'architettura, ma insomma non esattamente sulla funzione, almeno comunque è un confronto comunque non puntualissimo. Poi sicuramente la struttura gradonata di San Sedeso Scarros, anche questa è stata molto un rinvenimento importante perché ha dato una lettura, ha consentito una lettura più ampia della parte dell'insediamento di Oliena messo in luce. Vedete, anche questa è una struttura particolare con la parte interna realizzata in blocchi di basalto, tra l'altro molto probabilmente riutilizzati da un'altra struttura della zona, e la parte esterna invece in calcare locale. Quindi anche con questa bicromia, anzi una cosa interessante è che solo un blocco è di calcare bianco, quasi a segnare una posizione all'interno di questa struttura gradonata. Anche questa struttura ci ha fatto un po' ripensare a tutto l'insediamento di San Sedeso Scarros, che era stato, come dire, dove è presente questa monumentale rotonda che però, vista le sue dimensioni ristrette, ha sempre fatto pensare più a un culto domestico, di tipo domestico, che a un culto, come dire, aperto che, come dire, con una struttura atta a ricevere un gran numero di persone. In realtà la presenza di questa struttura, che questi gradini collegano strettamente all'insula dove si apre la rotonda, riporta molto di più a una dimensione pubblica, e quindi porta a leggere in modo diverso anche il sito di Sassetta. Questi sono alcuni particolari. Vedete, i blocchi alcuni hanno la faccia vista convessa, altri hanno la faccia vista concava, altri rettilinee. Quindi il disegno di ciascuno, lo studio proprio di ciascuna pietra ci porta a altri tipi di monumenti di tipo isodomo, in cui questi blocchi potevano essere utilizzati. Ecco, questa è una veduta generale dell'insula. Vedete la struttura gradonata
è collegata al cortile centrale su cui poi si apre la rotonda con bacilli, la famosa rotonda appunto con le protomediariete collegate alla canalizzazione intramuranea. Ecco. Quindi sicuramente anche questa struttura gradonata ci aiuta, ci può essere d'aiuto anche per arrivare a capire la struttura di Villa Grande. Altre strutture gradonate oggi purtroppo non visibili si trovano però in letteratura. Questo è il recinto di Fontana Sansa di Bonorva, anche questo viene il recinto anche in foto d'archivio, ma anche questo viene descritto con, come una struttura circolare a gradoni. E gradoni vengono anche citati per Forragini-Ui, di cui purtroppo non abbiamo le notizie, però l'elemento interessante è che sia Forragini-Ui e anche a Sassedda e Soscarros, queste strutture gradonate sono connesse comunque con la presenza di ricchi ripostigli o comunque ricchi accumuli di metallo, per cui, come dire, anche questo elemento ci aiuta a metterci sulla strada della corretta interpretazione di questa struttura gradonata. Tra l'altro, relativamente a questo tipo di architettura è molto interessante, sono molto interessanti anche le considerazioni che fece ai suoi tempi Ercole Contu, che disse sì, possono essere strutture sacre, ma le vedo anche come spazi di riunioni di tipo magari politico piuttosto che strettamente cultuali. Quali sono, ecco, abbiamo parlato che per accostare al sacro dobbiamo comunque cercare anche di trovare le tracce negli oggetti, nella cultura materiale che si associa a queste strutture. Dalla struttura di Villa Grande, dalla struttura gradonata, proviene questo bellissimo bronzetto che tra l'altro è molto particolare nelle sue caratteristiche, nella sua diciamo forma, perché presenta questa sorta di bisaccia sul dorso, è un bovino chiaramente un bovide agiogato perché ha appunto il giogo sulle corna e poi ha questa sorta di bisaccia che insomma mi sembra non trovi confronti nella bronzistica nota. Quindi quindi una rappresentazione di un bronzo votivo, ma ecco, questo è un po' lo schema stratigrafico la stratigrafia della struttura che aveva questo crollo che evidentemente è dovuto alla parte superiore, alla perdita diciamo della parte superiore della gradonatura. Materiali sono, come dire, certo sono molto frammentari, diciamo vanno da un arco, coprono un arco cronologico che va sostanzialmente più rappresentati sono dal bronzo finale alla prima età del ferro, ma con qualche vaso un pochettino più caratteristico nelle forme, che questi vengono proprio dalle parti superficiali, diciamo, sono veramente le ultime fasi, tra l'altro che vanno lette poi anche qui siamo proprio negli ultimi momenti di utilizzo in cui già tra l'altro la struttura aveva iniziato a manifestare primi cedimenti, chiaramente qui andiamo in ambito fenicio. Ricordiamoci sempre che appunto il santuario di Sarquisforos è caratterizzato anche da una grandissima, come dire, come un po' tutti i santuari nuragici, sono dei luoghi effettivamente di grande circolazione culturale e quindi è frequente trovare i segni di questa apertura verso l'esterno, al di là del posizionamento geografico che abbiamo in Sardegna. Quindi qui abbiamo un dettaglio del cortile lastricato a cui si arriva da questi tre accessi. Ecco, qui in alcuni punti peraltro anche gradonato, di avvicinamento all'ingresso all'insula 2, che comunque appunto sembra perfettamente all'interno di questo
settore del santuario. E questa invece è una struttura che sta al centro del cortile, di questo spazio aperto lastricato, accessibile attraverso questo transetto appunto con le tre aperture. Allora, che cosa ci dice questa struttura? Molto spesso appunto, quindi abbiamo visto... Scusi, non voglio interrompere. Ah, scusi, ok. Scusate se mi sono dilungata, non mi sono resa conto del tempo. Comunque, chiudo velocemente. Quindi, questa struttura ha avuto, questa parte dell'insediamento ha avuto sicuramente una vita, come dire, molto lunga e continuativa. E quindi questo, come dire, rende spesso difficile attribuire a ciascun momento la funzione che può avere avuto. Dagli elementi comunque che si rinvengono, sicuramente era uno spazio che oltre, cioè che aveva anche una funzione di raduno, di riunioni, di carattere diciamo pubblico, ma legato anche all'aspetto della ricchezza e in qualche modo legato anche all'aspetto religioso, cioè all'aspetto alla religiosità che questo permeava questo santuario, come dimostra il fatto che comunque i bronzi votivi si trovano anche all'interno di questo settore dell'insediamento. E questo forse ci deve far riflettere sul fatto che appunto le strutture nuragiche non sono, come dire, non sempre sono divisibili in categorie, ma associano aspetti di religiosità, aspetti di politica, aspetti di economia in una commissione che è normale per la protostoria, forse meno per noi, ma magari quando dobbiamo leggere queste strutture dobbiamo liberarci delle categorie moderne e cercare di dare una lettura più coerente con quella che era l'età del bronzo e l'età del ferro. Grazie mille per queste belle immagini.